Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, seconda edizione del nostro audio-video giornale con le notizie accadute in Friuli, Venezia, Giulia. Apriamo subito con una notizia di cronaca per dire che gli agenti della questura di Udine, in collaborazione con la Polterra di Roma Fiumicino, hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso nell'ottobre 2016 dalla Procura di Udine nei confronti di un sessantenne sudanese condannato a 4 anni, 11 mesi e 25 giorni di reclusione dal Tribunale del capoluogo friulano per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. L'uomo nel 2013 era stato fermato a Tarvisio dalla polizia di frontiera alla guida di un furgone con targa ungherese al cui interno viaggiavano 11 migranti, 10 etiopi e un sudanese senza documenti al seguito. L'autista era stato immediatamente arrestato e dopo alcuni giorni di custodia cautelare rimesso in libertà. Da allora non aveva fatto più ritorno in Italia. La procura di Udine aveva poi disposto a suo carico un mandato d'arresto europeo. L'attività investigativa aveva permesso di rintracciarlo nel 2017 in Ungheria, dove era stabilmente residente. L'estradizione è avvenuta solo nella giornata di ieri, in quanto l'uomo, in precedenza, era stato carcerato nella nazione magiara per spendita di denaro falso e altri reati minori e solo a soddisfatta giustizia magiara è stato disposto il suo trasferimento in Italia. Il condannato è stato associato al carcere di Terni. Da oggi può partire la nuova fase vaccinale che prevede l'utilizzo di AstraZeneca per le categorie delle fasce dai 79 ai 75 anni e il piano Pfizer per i vulnerabili. Da domani saranno aperte le agende per la prenotazione per entrambe le categorie. Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, intervenendo in aula del Consiglio regionale. Da domani alcune categorie vulnerabili e le persone in età compresa tra i 79 e i 75 anni potranno prenotare la vaccinazione attraverso i CUP delle aziende sanitarie, delle farmacie e i call center. Qualora le dosi vaccino disponibili lo permettano, ha precisato l'assessore, la vaccinazione con successiva comunicazione sarà estesa anche alle classi di età successive. L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ha aggiunto Riccardi, comincerà le vaccinazioni vulnerabili ai 79 e 75 anni giovedì. L'azienda sanitaria del Friuli occidentale inizierà le inoculazioni con AstraZeneca giovedì e con Pfizer lunedì 29 marzo. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale inizierà già domani con AstraZeneca e vulnerabili, ha concluso l'assessore nell'intervento. Adesso ci trasferiamo a Udine. Si è tenuto a Palazzo d'Aronco l'incontro tra il sindaco di Udine Pietro Fontanini e il nuovo prefetto Massimo Marchesiello. Durante questo incontro, ha spiegato il sindaco, abbiamo avuto modo di parlare, tra le altre cose, della manifestazione che alcune decine di negazionisti hanno tenuto sabato scorso in piazza Primo Maggio senza rispettare le normative anti-Covid. Un comportamento che non è solo irresponsabile, ma anche irrispettoso verso gli altri, perché il diritto di esprimere le proprie idee non può venire prima dei doveri che tutti abbiamo nei confronti della nostra comunità. Il prefetto mi ha garantito, conclude nella nota Fontanini, che chi non indossava la mascherina ed era residente in altri comuni sarà sanzionato.
Super bonus 110%, evento digitale per un vantaggio reale dal 15 al 17 aprile prossimi, un'opportunità per le aziende e i professionisti, un servizio per i visitatori. Si chiama appunto Super bonus 110% Digital Event ed è l'evento digitale promosso e organizzato da Udine e Gorizia Fiere da giovedì 15 a sabato 17 aprile, come anteprima dell'edizione di Casa Moderna che si terrà dal 2 al 10 ottobre. Un nuovo evento completamente incentrato sulle misure di incentivazione introdotte dal decreto legge rilancio del 19 maggio, che puntano a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Una grande opportunità che la fiera accoglie e sviluppa promuovendola sia verso le aziende e i professionisti del settore, sia verso il visitatore digitale dell'iniziativa, ovvero tutti i potenziali fruitori della detrazione fiscale. Ulteriori informazioni le potrete avere attraverso il sito della fiera di Udine e Gorizia. E adesso parliamo di Dante, poi chiudiamo per dire che in occasione del Dante D, 25 marzo, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, quest'anno edizione molto significativa in quanto 700° anniversario della morte di Dante, il segretario regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia, la società di Minerva e l'Archivio di Stato di Trieste annunciano la loro collaborazione per la realizzazione di un ciclo di conferenze dedicato ai rapporti tra Trieste e Ravenna nel segno di Dante. Gli incontri verranno divulgati online sulle pagine Facebook e sui siti web dei 3 istituti. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa del pomeriggio. Vi diamo appuntamento come sempre intorno alle 18 per Linea Sera. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti. Chiaramente nel corso del pomeriggio vi terremo aggiornati con brevi video servizi o notizie insomma in flash per quanto riguarda eventuali news di cronaca. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.